E ora è il momento di una 17enne triestina, vuole andare in Cina e il suo cantante preferito è il mitico Vasco. Conosciamo Valentina, il suo ragazzo e perché no, anche un'amica. Nesida, tocca a te. Switch up. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. Bene, venite, che ora andiamo di soppiatto a conoscere Valentina, il suo ragazzo e la sua migliore amica. Ciao Valentina, come va? Bene, grazie. Con chi sei oggi? Con il mio ragazzo e una delle mie migliori amiche, La migliore amica come si chiama? Giovanna. Ciao Giovanna, vi conoscete da quanto tempo? 1 anno e mezzo. E come l'hai conosciuta? Tramite delle amiche ad una festa. Quindi presumo che non facciate la stessa scuola? Sì, sì. Ah sì? Ma quindi siete anche in classe insieme? No, quello no. Ok, e che scuola fate? Il Galilei. Benissimo. Andiamo a conoscere invece il moroso. Che si chiama? Antonio. Quanto tempo fa vi siete conosciuti? Circa 3 anni fa, Quindi da 3 anni che siete insieme o da 3 anni che vi conoscete? 3 anni che stiamo insieme. Belli. E come vi siete conosciuti? A scuola, andavamo a scuola insieme alle medie e ci siamo conosciuti tramite amici. Quindi le medie le avete fatte insieme e invece il liceo no. Carissima Valentina, è un problema se portiamo via il tuo Antonio per fargli una piccola intervista su di te? Nessun problema. Bene, allora Antonio seguici. Rieccoci con il fidanzato di Valentina. Antonio, raccontaci però stavolta nei dettagli come e dove vi siete conosciuti. Allora, ci siamo conosciuti a scuola tramite un amico. Lei mi ha chiesto il numero, io gliel'ho dato, lo trovo molto carina e da lì è partito tutto. Ma scuola che scuola? Alle medie alla Caprin. Perché tu adesso invece frequenti un liceo diverso dal suo? Sì, lei fa il Galilei, io adesso andrò al Galvani. Ok, e un attimo raccontaci qualcosa di te. Tu cosa fai oltre a studiare, che quindi vai al liceo? Gioco a calcio nel San Sergio. Che ruolo sei? Difensore centrale. Ti piace o vorresti cambiare e ambieresti a altro? Ambirei alla Serie A, ma Che ruolo sei? difensore centrale. Ma ti piace come ruolo o vorresti fare altro? No, il ruolo mi piace molto, è il mio. Perfetto. E il calcio ti prende tanto come tempo? Cioè hai tanti allenamenti, magari trasferte? Sì, 2 o 3 anni fa che ero alla Triestina, sì, adesso un po' di meno perché gioco nella regione. Quindi tempo per vedere Valentina lo trovi facilmente? Sì, comunque lo trovavo. Ottimo. E col calcio raccontaci ancora qualcos'altro. Quest'anno avete fatto tornei, sei stato impegnato. Valentina ti viene a vedere? Sì, ogni tanto se ha voglia viene, se no sta a casa. Quest'anno abbiamo fatto i playoff, però non siamo riusciti ad andare su di categoria. Vabbè, riproverete il prossimo anno. Sì, speriamo. Quindi non è un problema per te se Valentina non viene a vedere le partite, non sei uno di quelli che vuole che a tutte le domeniche segua, venga a vedere, faccia il tifo. No, se c'è meglio, se non c'è, pazienza. Che se non sbaglio Valentina fa un altro di sport. Sì, gioca a basket. Quindi anche lei durante i weekend è impegnata come te col suo. Sì. Ho capito. Allora ritorniamo Valentina alla vostra storia. Da quant'è che state insieme? Ricordatecelo. Quasi 3 anni. E se non sbaglio sei fidanzato ufficialmente anche su Facebook. Sì. Bravissimo. Qualche aneddoto, qualche aggettivo per descrivere Valentina, perché ti piace? Mi piace perché è una ragazza semplice, generosissima, fa sempre tutto per gli altri, solare, vivace. Un'ottima ragazza. Quest'anno avete già fatto ferie insieme? Pensate di fare insieme qualcosa? Sì, siamo andati 3 giorni a Lignano. In campeggio, in roulotte, in hotel? In campeggio. Penso che adesso andremo di nuovo, non lo so, vediamo. Prima della finale? Sì, prima. E per la finale parliamo un attimo di Miss Topolini. Sei contento che si sia iscritta? L'hai spinta tu oppure avevi qualche dubbio? L'ho spinta io perché lei non aveva tanta voglia. Speriamo che vada bene. Certo, lo speriamo anche noi. Hai in mente qualche sorpresa per la finale da fare a lei? Sì, volevo comprargli i biglietti per andare a vedere il concerto di Vasco Rossi, non so, vediamo. Dai, sarebbe una bella sorpresa, penso che gradirebbe molto. Quindi presumo che i suoi gusti siano anche cantanti italiani, Vasco Rossi. Sì. Che piace a entrambi e mette d'accordo entrambi di voi. Sì. Tra le canzoni che ha fatto, ce n'è una in particolare che le dedicheresti? Una canzone per te. Una canzone per te.
Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori. E infine i saluti finali. Un in bocca al lupo a tua amorosa. In bocca al lupo, Vale. Ciao. Andiamo a conoscere un'amica di Valentina. Ciao, come ti chiami? Giovanna. E come conosci Valentina? E ci siamo conosciute circa 1 anno e mezzo fa ad una festa tramite delle amiche. Una festa qua a Trieste? Sì, sì, sì. E oltre a avere amiche in comune, qualcos'altro in comune? E andiamo nella stessa scuola, Quale? Galilei, anche se in classi diverse. Quindi vi riuscite a vedere a scuola solo durante la ricreazione e la pausa, diciamo? Esatto. E abitate vicino che riuscite ad andare insieme a scuola oppure vi dovete per forza vedere dopo scuola per stare insieme? Eh no, dopo scuola. Da quanto tempo avete detto che siete amiche? 1 anno e mezzo. Quindi poco, cioè vi conoscete da poco eppure siete già, come mi diceva anche prima Valentina, le migliori amiche. Esatto. Avete per caso qualche braccialetto, qualcosa del cuore, cioè tipo una cosa che avete entrambe che vi ricorda la vostra amicizia? No, non proprio. Non ancora. Ok. Beh, raccontaci intanto qualcosa di te. Tu cosa fai oltre a studiare? E io nel tempo libero diciamo che esco con gli amici e pratico danza. Da quanti anni e dove? Raccontaci qualcosa, dai. E da circa 4 anni ho iniziato a fare tip tap. Ah, una cosa diversa rispetto a quello che si sente di solito. La fai qua a Trieste? Sì, 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 è l'unico posto diciamo dove lo faccio, dove si può fare qua a Trieste. E 4 anni, quindi fate anche qualche saggio, qualche spettacolo, c'è qualcosa, c'è? Sono solo allenamenti e puro allenamento oppure c'è anche un po' di spettacolo durante l'anno? no, a fine anno facciamo lo spettacolo finale con tutti gli altri corsi. Bene, Valentina è venuta a vederti quest'anno? No. Cosa, non hai detto niente? No, mi sono dimenticato oppure non poteva, non mi ricordo. E invece so che Valentina fa basket, tu riesci ad andare ogni tanto a vedere le sue partite? No, sinceramente no. Ci piacciono questi amici super presenti. No, vabbè, ma insomma, può capitare che o lei giochi lontano o comunque insomma sia difficile anche per te andarle a vedere, presumo. Esatto. Benissimo. Allora, dacci un aggettivo per definire Valentina. Anche più di uno se vuoi, non c'è limitazione. Diciamo che è una ragazza molto semplice, molto solare e anche lunatica. Quando li beccano i 5 minuti è meglio lasciarla stare. Ah, quindi molto, può essere cosa? Aggressiva, violenta? Ti può uccidere? No, però quasi diciamo. Diciamo che te le dici di tutti i colori. Sì, ogni tanto sì. Qualche ricordo comune insieme, qualche magari marachello, magari qualche vacanza fatta insieme? Siete mai stati in vacanze insieme? Sì, quest'anno a Lignano. E presumo che ci fosse anche suo moroso? Siete andati in campeggio ma in tenda o in roulotte? Tutti e due. Ah, bello! E di chi era? No, diciamo che abbiamo preso là una casa mobile che era come una roulotte e invece dopo la tenda era di amici. Ho capito, bello, quindi vi siete divertiti, avete fatto serate pazze e tanto mare? Esatto. Bello, bene. Allora dai un saluto finale e un in bocca al lupo magari a Valentina. Ciao a tutti, in bocca al lupo Vale. Qual è il tuo numero delle finaliste? Numero 4. E ti sei iscritta presto o tardi ai casting di Mistopolini? Presto, il secondo casting. Qualche ricordo legato al casting? Con chi sei venuta? Sono venuta con una delle mie migliori amiche, è stata un'esperienza fatta insieme, purtroppo lei non è passata, però il ricordo più bello è stato il suo abbraccio quando io sono passata e lei no. Che bello, bellissimo. E quindi lei è una delle tue amiche di scuola o di altro tipo? No, l'ho conosciuta per caso, anche lei, però è una delle mie più grandi amiche. Bello, bello. Contenta? Ti aspettavi di essere in finale? No, assolutamente no, è stata una sorpresa, una bellissima sorpresa.
e ovviamente tutti quanti saranno stati felici per te, i tuoi genitori, ma tu ti sei iscritta volontariamente o qualcuno magari ti ha convinto a partecipare al concorso? Diciamo che un giorno per caso, per città appunto con la mia amica, abbiamo incontrato una ragazza alla B-Nice che ci ha fermato e ci ha convinta a partecipare. Io non ero sicurissima di andare, però appunto poi la mia amica mi ha convinto e sono felice alla fine di essermi iscritta. Molto bene, molto bene. Allora, oltre a Miss Topolini, raccontaci qualcosa di te. Cosa studi? Se fai dello sport? Io studio al liceo scientifico Galilei. A che anno sei? Devo frequentare il quarto. Fino a qualche mese fa praticavo la pallacanestro e adesso però alleno i bambini piccoli, faccio l'istruttrice dei bambini piccoli. Quindi quest'anno ti vedremo come allenatrice da settembre, ottobre? Sì, è una bellissima esperienza. E invece fino all'anno scorso che giocavi, che ruolo eri, in che squadra giocavi? Giocavo nell'Interclub Muggia e ho giocato per ben 11 anni a pallacanestro e ho vissuto delle esperienze bellissime, grazie. Ruolo? Ma guardia più o meno di solito. Variabile, il tuo preferito qual era? La guardia. Quindi ok, perfetto. E con la pallacanestro hai girato molto solo Trieste, la regione, un po' più in là? Abbiamo girato molte parti d'Italia e anche all'estero, siamo andati anche a Praga, a Vienna. Ma quindi giocavi ad un buon livello, abbastanza? Sì, siamo arrivati anche terze in Italia con la mia squadra, abbiamo fatto le finali in Sardegna. Complimentoni! E come mai quest'anno la scelta di allenare anziché essere allenata? Perché comunque con lo studio, poco tempo libero, alla fine iniziava ad essere una cosa veramente tanto seria. Quanti allenamenti al giorno o a settimana facevi? Abbiamo 4 allenamenti a 2 ore a settimana e poi anche 2 partite a settimana e quindi preferisco fare una cosa più soft. Perché invece con i bambini il tempo sarà più diluito, solo qualche allenamento? Sì, 2 allenamenti a settimana più o meno da un'oretta e mezza. E i bambini però avranno anche le partite, quindi weekend da seguire? Sì, però a Trieste alla fine non. Ok, una cosa molto più limitata, perfetto. E dicevi della scuola, cos'è che studi? Studio liceo scientifico Galilei. Per fare poi da grande, magari hai già in mente qualche carriera da intraprendere? A me piacerebbe l'avvocato, è il mio sogno, però poi si vedrà insomma. Quindi come mai non hai fatto il classico? Perché all'inizio... Classica domanda, però. Alle medie ero molto brava in matematica, anche se poi questa bravura è un po' calata e quindi ho deciso di intraprendere il liceo scientifico. Comunque contenta, ti piace, fai tante cose. Ringraziamo Valentina per il suo tempo, aspettiamo di conoscerla ancora di più e di vederla alla finale. Un saluto. Ciao, un bacio a tutti.